Nel mese di ottobre del 2021 Mare Amico ha presentato una denuncia riguardante il possibile e probabile inquinamento da metalli pesanti nell'area di Dresi, da oltre 60 anni utilizzata come poligono di tiro dell'esercito. La Procura di Agrigento ha quindi avviato le indagini e dopo gli accertamenti effettuati dai carabinieri del nucleo forestale e ambientale in collaborazione con l'ARPA regionale è stato accertato il superamento dei livelli di sicurezza previsti per quel tipo di zona. Oggi, afferma Mare Amico, finalmente è iniziata la bonifica della zona. Il prossimo step sarà rappresentato dalla bonifica del mare prospiciente l'area, poiché è inquinato dall'enorme presenza di ogive contenute nei proiettili utilizzati negli anni e finiti in mare, come richiesto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito a seguito del sopralluogo effettuato a Drasi il 7 aprile del 2017.